Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano. Allora fioi, oggi collezione comendiana, si va con action figure, statuine e caricature comendiane. Chiaramente sempre una collezione in aggiornamento, però visto che comincio ad avere parecchia roba di vario genere, direi di con andare. Qua in alto partiamo subito, perché non ho voglia di tanto di cazzeggiare, con il Palpa, in versione piccola, diciamo una collezione quella di Star Wars vecchio stile, quindi con le action figure piccole. E questa è classica di Anakin Skywalker come si dice, la guerra dei cloni. E qua abbiamo Ahsoka Tano, sempre in versione piccolina. Poi qua come statue barra action, qua abbiamo action figure. E chiaramente non faccio vedere i pop ragazzi, perché i pop non sono action figure, cioè i pop sono una collezione a sé. Qua abbiamo Apollo, bellissimo Apollo, veramente meraviglioso, eccolo qua. E questo possiamo farlo vedere, no? Che sì, diciamo è una caricatura, diciamo non è un Funko Pop, quindi possiamo farlo vedere. Eccolo qua, Rocky Balboa. Benissimo. Poi qua in questa zona, scusate ma fa un po' male il braccio stare, diciamo, con la telecamera, abbiamo un'edizione speciale di Darth Vader, della Black Series, in bianco, e diciamo il mio Thanos preferito, il Thanos di Infinity War, messi qua insieme alla maschera di Vader e al guanto dell'infinito. Possiamo vedere tutto il suo splendore. Darth Vader, bellissimo in bianco, e qua abbiamo il signor Paolo Thanos, Paolino Thanos ragazzi, anche lui in tutto il suo splendore. E ok, qua abbiamo action figure di Sheva, Tony, Sedorf, Maldini, sono diciamo caricature queste, scusate, Nedved, Materazzi, anche l'Inter ragazzi, Kakà, Van Basten pallone d'oro, Shevchenko, Mendieta, Zambrotta, Adriano, Deco, Veron, Mendieta versione Spagna, Erling Brutoland, Johan Cruyff versione pallone d'oro, però facciamo così, eccoci qua. Poi abbiamo Trezeguet, Digno, Zanetti, Recoba, Vieri, Titi Henry, Sheva versione Milan 2001, Gattuso, Cassano, Buffon, Saverio Zanetti, Francesco Totti, Figo, Cannavaro, Fiore, David Beckham e David Suaso, ok. Ebbene, e qua abbiamo, aspetta che devo spostare qua, sorry, eccoci qua, bene. Poi andiamo avanti, qua torniamo su Star Wars con le Black Series, quelle belle arroganti, eccole qua, anche se ce n'è qualcuna di piccola. Ecco, Dooku, uno dei miei preferiti. Poi abbiamo Sandro Tonali, Anakin, Padme, Mace, il Palpa, Stormtrooper versione Natale, ciao God. Ahsoka in versione grande, stupenda. Luke Skywalker, diciamo, del ritorno dello Jedi. Obi-Wan. Qua abbiamo Darth Maul così, non ho ancora una versione, diciamo, tra virgolette, cioè di action figure di Maul. Han Solo, Rey Skywalker, silenzio, madonna, stiamo zitti. Luke con Yoda, Lando, scusate raga, ho la schiena a pezzi. Abbiamo anche una batteria scarica però, e qua abbiamo anche Han Solo e la grafite, ok. Però devo cambiare delle batterie, perfetto. Qua invece abbiamo Harry Potter. Eccoci qua. Scusate per la luce un po' così, ma devo prendere più luci per ste bacheche, perché quando faccio le riprese fa un po' cagare. Poi abbiamo Lodi, il grande Lord. Harry Potter. Eccoci qua. E qua abbiamo Hermione e Ron. Ciao. Una rimane piccola, quindi ancora non proprio patata, insomma, una patatina ancora. Ok, qua abbiamo, diciamo, Harry Potter. Mamma mia, faccio fatica, ragazzi, scusate. Vedo che la schiena è un po' così. Poi
Andiamo di qua. Sezione film. Rispetto alla legge sei finito, Robocop. Qua NECA, qua parliamo di NECA, ragazzi, Questo è un giocattolo, però è fatto bene poi Mary Jane Watson, interpretato da Kirsten, quindi godo a priori. Kirsten Caroline Dunst. E godo. Questo è un piccolo spoiler degli acquisti di maggio. Meraviglioso, NECA, ha pagato 20 euro, ragazzi. Direttamente da Kill Bill. Qua è un premio Oscar che ho vinto io nel 38, grazie. Qua abbiamo la mia NECA preferita, Ivan Drago. E qua abbiamo Rocky Balboa. In versione training. Boh, andiamo avanti. Mamma mia, so un po'. Scusate per i miei vaneggi, ma. Eccoci qua. Poi adesso mi siedo qua sul puff. Abbiamo Batman con il pinguino, Catwoman, l'enigmista, Batman, Joker, Poison Ivy, Ra's al Ghul, due facce. Il godimento è sempre più grosso, ragazzi, ve lo dico. Bene, poi abbiamo un'altra parte Marvel. Avevamo i primi Vendicatori del film, con solo dietro Loki, ma davanti sempre lui, l'artefice di tutto, Jean-Paul Thanos. Ok, poi andiamo ancora indietro. Mamma mia. Qua sono, diciamo, i pop non contati, ripeto, perché la collezione in questo momento non riguarda i pop. Ma si vede veramente da culo. Ok, allora, Dilophosaurus, T-Rex e Velociraptor, con i tre veramente in teca tratti dal primo Jurassic Park, il Dilophosauro del buon Dennis. Ciao Dennis. Il tirannosauro, quello che dopo alla fine ammazza i due Velociraptor alla fine del primo, e i due Velociraptor appunto in Cuisine e godo. Perfetto. Eccoci qua. Qua abbiamo i Ghostbuster. Fatti molto bene, oserei dire. Ok. Le 4 tartarughe ninja, con Leonardo il preferito, ovviamente. Qua abbiamo i Power Ranger, purtroppo col Megazord manca il blu e il rosa che sto aspettando. Devono uscire, mi sarei rotto un po' i maroni, grazie. E qua abbiamo Jack Sparrow, però qua lo toglierò da qua perché comunque senza spada così l'ho pagato un cacchio, però boh, voglio trovare qualcos'altro del buon Jack. E anche questa parte è andata. Qua abbiamo una statua meravigliosa di Wolverine, fatta veramente bene, e godo. E qua abbiamo una caricatura del mitico, del grande Michael Schumacher, o Schumacher. Scusate ragazzi, la telecronaca di Molly Walken è meravigliosa. Poi abbiamo caricature calcistiche. Beckham, Maradona, Van Nistelrooy, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Veron, Alan Smith, Sol Campbell, Michael Owen, Rivaldo, Mendieta, Ronaldinho, Marcolino Reus che oggi ha perso col Borussia, un campionato incredibile, Mario Melkot, Lechkov, Balbo, Pavel Nedved, Hernan Crespo, Totti, Gabriel Omar, Batistuta, Cesar Manuel Ricosta, Alvaro Recova Venezia, Zlatan Ibrahimovic, Dario Neubner, Tatanka, Marchegiani, Bucci, Zola, Tardelli, Luca, Tori, Seba Rossi, Costa Curta, Maldini, Baresi, Wea, Baggio, Leonardo, Birov, Inzaghi, Shevchenko, Kakà, Gullit, Van Basten, Rijkaard, Clarence, Effetto Serra, Sedorf. Signori Gascogne, Winter, Berti, Ronaldo, Toldo, Adriano, Vieri, Michel, Leroy Platini, Ravanelli, Del Piero, Trezeguet, Boksic, Didier Deschamps. Buffon, Di Livio, Schirer, Van der Sar, Litmanen, Ginola, Andres Moller, Mancini, Overmars, Claudio Lopez, Leonardo, Rombo Koeman, Zinedine Zidane, Mark Overmars. No, scusate, Filippo Cocu questo, Cocu, e questo è Overmars, sorry. Scematiamo. Prima di passare al gran finale mi sposto in salotto per Rodman, Pippen, Olajuwon, Karl Malone, Penny Hardaway, Stark e addirittura le caricature dei politici Berlusca, Fini, Bossi, Bertinotti, D'Alema, Prodi, Di Pietro, Scalfaro, perché io sono una persona democratica e ce li ho tutti, destra e sinistra. Ciao ciao!
E chiudiamo in bellezza con la Marvel, gli ultimi diciamo, perché Thanos abbiamo già visto, i primi Vendicatori già visti, qua con tutti gli altri, ne mancano ancora un bel po', però intanto la collezione prosegue molto bene, in questo modo anche per aggiornare, siamo alla cinquantina, eccoli qua, tutti belli, qualcuno un po' più nascosto, ma poi insomma una volta che ci saranno tutti li sistemerò bene, adesso sono un po' così, senza diciamo un ordine prestabilito. Però tanta roba, tanta roba, sono proprio fatti bene secondo me, cioè per la cifra ci stanno. Ok, questi sono gli ultimi arrivati. Scusate, oh merda, perché non si vede un cazzo? Perché sono pippa, sono un incommensurabile pippa. Hulk, Bruce Banner, War Machine, ennesima diciamo armatura di Iron, potevano farne anche qualcuna meno. E qua chiudiamo con questo. E questa è la Marvel, signori, è la Marvel. E si gode. Raga, sotto il comandone veneziano, collezione di action figure, caricature, statuine completata. Chiaramente io dopo penso che farò un aggiornamento ogni anno, tipo dicembre sarà il mese degli aggiornamenti. Chiaramente non di questo, però farò CD, film, tutte le cose insomma così, e poi ogni dicembre è solo quello che devo finire ai videogiochi, che sarà la prossima. E poi ci sarà insomma anche la presentazione comandiana delle varie gaming setup, music setup, film, cinema. Raga, scusate, piccola interruzione, volevo solo aggiungere una cosa. Un saluto dal comandone veneziano. Ciao!